Benvenuti all'avvocato Luca Pavini a Veneto 24. Con noi il consigliere regionale dell'Emilia Romagna Marco Pastacchi, eletto con Rete Civica. Buongiorno, grazie dell'invito. Consigliere Mastacchi, Bologna si è presentata come capofila, assieme al suo sindaco, con l'abbassamento della velocità lungo tutto il centro abitato, allargandolo anche a zone non solo puramente centrali. Come vede questa decisione? Quali sono le conseguenze, i pro e i contro e anche un'ipotetica espansione in altre regioni e città come quelle venete? Noi come Rete Civica, quando fu preso questo provvedimento, contestammo abbastanza duramente la decisione, perché estendere a 30 km all'ora a tutta la città, quindi non solo al centro storico, dove effettivamente questa scelta può avere un senso e dove già c'erano parecchie aree che avevano subito questa limitazione, estenderla appunto a tutta la città, ad esclusione appunto solo delle viabilità principali, le grandi strade di collegamento, le superstrade e l'anello dei viali, rallenta pericolosamente tutta l'evoluzione viaria della città e va ad incidere su tutti i servizi principali, quindi sui trasporti pubblici, sulle emergenze, sul tutto il tema dei taxi che già è in grande crisi per altre motivazioni, quindi un rallentamento che provoca ulteriori danni e appesantimenti anche economici sui cittadini. Quindi noi quando fu preso questo provvedimento facemmo un'analisi dei numeri per verificare qual era il dato sul quale il sindaco Lepore si era appoggiato per sostenere questo provvedimento e ci rendemmo conto che in effetti erano stati presi dati di incidentalità su tutta la città, addirittura compresa la tangenziale. Andando poi a fare questa analisi dettagliata, ci siamo resi conto che intanto prendendo tutti i numeri non aveva senso, quindi erano dati non corretti. E l'altro dato eclatante che emerse quando facemmo questo studio fu che confrontando i numeri degli incidenti prima della limitazione a 30 all'ora nel centro storico, che era già in gran parte limitato, prima e dopo i 30 all'ora, non c'è stato questo miglioramento che viene utilizzato per sostenere questa scelta. Quindi noi siamo fermamente convinti che eh, a valle di tutto questo avremo un sacco di disagi, ma non avremo poi questo beneficio che viene tanto sbandierato e che viene utilizzato per sostenere questo provvedimento. È una scelta pericolosa che crea danno anche dal punto di vista ambientale, sicuramente non dà vantaggi perché se un'automobile a percorrere un tratto di strada ai 50 all'ora avrà una quantità di emissioni, percorrere lo stesso tratto di strada a 30 all'ora chiaramente ci metterà di più e le emissioni saranno maggiori. Noi all'epoca abbiamo fatto delle attività convegnistiche, delle piccole manifestazioni, ma probabilmente all'epoca non c'era ancora sufficiente consapevolezza, quindi la notizia fu un po' snobbata. Poi da gennaio, con l'avvio invece proprio in modo pesante anche dei controlli, eccetera, chiaramente la città si è resa conto di quello che stava succedendo e credo che questi dati poi nel tempo verranno fuori, inevitabilmente. Consigliere Mastacchi, proseguendo sulle politiche green, diciamo, decarbonizzazione, che viene, diciamo, da lontano, da Bruxelles, cosa sta succedendo in Emilia-Romagna? Qual è la conseguenza sul tessuto industriale emiliano e anche le conseguenze indirette anche per il Veneto, dato che le regioni sono confinanti e industrialmente allacciate? Sì, noi con il Veneto e anche con la Lombardia condividiamo questo primato europeo di essere il cosiddetto bacino padano, quello più inquinato addirittura di tutta Europa, quindi abbiamo questa medaglia nera che ci portiamo, che condividiamo ai noi. Chiaramente lo condividiamo perché abbiamo delle caratteristiche morfologiche della nostra valle che fanno sì che non ci sia un ricambio d'aria come in altre zone dell'Europa, ma credo che sia anche in particolare perché siamo le tre regioni più industrializzate del paese
e che hanno la responsabilità anche di reggere gran parte del valore del PIL della nostra nazione. È chiaro, io non sono un ambientalista estremo, sono d'accordo, sono un amante dell'ambiente, ma credo che come si fa con i bambini, l'ambiente vada curato e non vada. Immaginiamo un bambino al quale non tagliamo le unghie, non lo laviamo, eccetera, che cosa gli potrebbe succedere? Purtroppo noi abbiamo un approccio molto estremistico che sta limitando tantissimo l'attività delle aziende e in molti casi anche mettendo delle scadenze molto draconiane, diciamo molto impellenti, che non danno il tempo neanche poi a queste aziende di fare le loro attività di adeguamento, quindi si trovano di fronte a delle scelte temporali molto ravvicinate che condizionano poi anche i risultati aziendali. Il rischio è che noi limitiamo le nostre aziende, poi andiamo a comprare gli stessi prodotti in paesi magari molto lontani, tipo la Cina, dove queste regole non ci sono, quindi avremo oltre il danno anche la beffa, quindi avremo diciamo, oltre alla limitazione di perdere le nostre aziende sul territorio, l'inquinamento che non sarà emesso dalle nostre aziende in Italia sarà emesso dalle altre parti del mondo, quindi con un saldo praticamente zero. E questo è una scelta paradossale, perché tutta questa ideologia estrema sull'ambiente, ai noi, è solo in Europa. E noi italiani siamo anche molto bravi a fare nostre subito le scelte molto estreme che ci vengono imposte dall'Europa, per cui è un problema, come anche un problema in altri ambiti produttivi, tipo l'agricoltura. Consigliere Prego. Mastacchi, un suo parere su quello che sta succedendo in Europa, in Italia, sicuramente anche in Emilia Romagna, in Veneto, per quanto riguarda questa cosiddetta, diciamo, protesta o rivolta degli agricoltori, che ha visto attraversare tutta Europa essenzialmente. Quindi quali sono le conseguenze e da dove deriva? Esatto, infatti stavo accennando prima e la domanda è proprio pertinente con quello che conseguentemente a quello che abbiamo detto avrei aggiunto. Queste scelte estremistiche dal punto di vista ambientale impattano tantissimo sull'agricoltura oltre che sulla parte produttiva industriale. Noi in questi giorni abbiamo approvato il nostro piano dell'aria e è un piano dell'aria molto stringente che dal punto di vista di chi ama la produzione industriale agricola viene visto come stringente e paradossalmente, come ho avuto occasione di dire anche in aula, per chi è ambientalista estremo viene visto come troppo blando, quindi non c'è la cosiddetta via di mezzo che accontenta tutti. Dal punto di vista agricolo, il paradosso è che negli ultimi anni, partendo proprio dall'Europa, dalle politiche europee, l'agricoltura è stata un po' vista come l'accusata numero uno. L'agricoltura sicuramente ha le sue attività di miglioramento da fare e questo è indubbio, quindi nessuno vuole ribaltare di 180 gradi il tema, ma non possiamo neanche accettare affermazioni come ho sentito nel corso della discussione, in particolare in commissione, dove ho sentito un tecnico che diceva che il paradigma è che fino a qualche anno fa eravamo convinti che fosse la città ad inquinare la campagna, mentre oggi abbiamo la certezza che è la campagna che inquina la città. Quindi mettendo proprio nel mirino gli agricoltori, limitando la loro attività e mettendogli tutta una serie di vincoli e di problematiche che li sta portando veramente in una situazione insostenibile. Infatti in questi giorni, se gli agricoltori si stanno ribellando un po' in tutta Europa per motivazioni diverse, ma è perché l'Europa in un modo o nell'altro li sta mettendo nel mirino, quando invece sappiamo bene che gli agricoltori sono i primi che tutelano l'ambiente perché lo presidiano, fanno una buona manutenzione, in particolare in montagna, per il dissesto idrogeologico la presenza dell'agricoltura è fondamentale. Quindi se ne sta parlando anche a livelli europei di questa problematica. Io ho citato un parlamentare europeo che sicuramente non è dalla mia parte politica, De Castro è un parlamentare del centro-sinistra, ma in un'intervista di qualche giorno fa lui stesso ha detto che l'Europa sta commettendo l'errore di non coinvolgere l'agricoltura, ma solo di colpevolizzarla e questo chiaramente sta creando una ribellione che credo che non finirà qua perché
si sta cercando di depotenziarla, di non considerarla, ma io credo che purtroppo, perché sarebbe meglio che le cose fossero andate diversamente, nei giorni prossimi continuerà, perché comunque per gli agricoltori è in ballo la loro sopravvivenza e la loro vita, e non credo che si fermeranno davanti a delle affermazioni che non risolvono i loro problemi. Consigliere Mastacchi, la ringrazio molto per il suo contributo e spero che ci saranno ancora nuove occasioni. Grazie a voi, buon Un lavoro. saluto anche agli amici a casa, alla prossima intervista.